Grazie a Paolo Carta per queste note di introduzione. Io in questo teatro ho passato dei momenti bellissimi e vorrei che il teatro antico di Taormina tornasse splendido e bello come una volta. E qui c'è stata la festa del teatro e qui Edoardo De Filippo ha fatto il suo testamento spirituale definendo suo figlio Luca il proseguimento della sua attività, e tanti attori e tanti personaggi, e qui c'è stato il grande direttore d'orchestra messinese Giuseppe Sinopoli e la sua grande orchestra, e i grandi attori del cinema Liz Taylor, Richard Burton, Alain Delon, Claudia Cardinale. E io ho passato dei momenti dolcissimi, bellissimi, sembravo un cucciolo ma mi sentivo un leone, al centro di questa platea, di un pubblico osannante, felice, quando al centro qui una sera abbiamo fatto la festa della commedia musicale e c'erano tutti insieme Vittorio Gallman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Monica Vitti. E stasera sono qui per un'occasione bellissima che mi riporta indietro di 20 anni. Come passa il tempo e come sono sempre più giovane. Mi sento sempre più giovane quando ho un pubblico osannante, quando ho la gioia di presentare artisti che amo. Ebbene, grazie. Ebbene, la storia che vi racconto parte da 20 anni fa e parte con queste immagini. Via! Trovato 7209, vince Laura Pausini. La più giovane! Laura Pausini. La più giovane vecchia, tipo 18 anni! Quanti anni hai? Guardate, è una vittoria che trova consenziente tutta l'orchestra, è vero? Trova il consenso dell'orchestra. Laura Pausini, applauditela tutti!